Sono orgoglioso di questa iniziativa, di queste iniziative nella mia città di Noale che io adoro. Io sono innamorato di Noale, è una città medievale che chi la vede non la abbandona più perché è una Noale Picta, è una città ricca di affreschi, di dipinti, è la città di Pietro Fortunato Calvi, un eroe di Belfiore, è una città che fa comunità e quindi con questi due eventi, ma non sono gli unici perché c'è la festa dei fiori in aprile, c'è del falò a gennaio, c'è una serie di iniziative che attraggono perché Noale richiama, Noale è bella, Noale ha un fascino particolare. L'Infiorata e il Palio sono due eventi nella stagione migliore, tra l'altro l'estate, a cui non si può mancare. Sono due eventi d'eccellenza che valorizzano in maniera veramente importante la nostra realtà di Noale, la città, e quello a cui più danno valore è la partecipazione. Io vorrei sottolineare proprio questo, un ringraziamento straordinario ai volontari che fanno con tanta passione, tantissimo lavoro e veramente valorizzano ancora di più quello che è il nostro patrimonio artistico e culturale. L'Infiorata è una rievocazione, diciamo, legata a una solennità religiosa che è il Corpus Domini, una tradizione molto diffusa in centro-sud Italia e anche in altre parti del mondo. Nel Veneto ci siamo noi e poche altre realtà. Si tratta di creare un tappeto di fiori o altri elementi naturali in occasione appunto della solennità e in particolare per la processione del Santissimo. Quindi da alcuni anni, ormai quasi 30 annuale, l'abbiamo recuperata e vede al lavoro tantissime persone, un centinaio di volontari che realizzano un disegno. Quest'anno la novità è legata appunto all'occasione degli 800 anni della morte di San Francesco e quindi il disegno che è stato realizzato rievocherà il messaggio del santo che è patrono d'Italia. Qual è questo messaggio? Il messaggio è un messaggio di condivisione, di attenzione all'ambiente, come è sempre stato l'impegno del santo, di Assisi, di condanna del consumismo, di ritorno alla condivisione e alla povertà, alle cose condivise e in particolare anche quello che a noi interessa, anche questo messaggio di mettere insieme tante persone per un lavoro unico. Il palio di quest'anno, come tutti gli anni a dire il vero, porta lo spirito del Medioevo nel borgo di Noale. Quindi noi trasformiamo tutto il centro di Noale, dalla rocca alla piazza, in un revival del 1300, quindi senza cartelli stradali, senza niente, con oltre 1000 persone in costume che fanno capo alle 7 contrade alla Proloco, costumi rigorosamente medievali. Noi allestiamo taverne, noi allestiamo tutto con strutture, banchi eccetera che rievocano mestieri, che rievocano tutto quello che era la storia, quindi cerchiamo di riportare esattamente quello che era il 1300 a Noale. Dopodiché chiaramente le manifestazioni clou del palio sono la Bala d'Oro, che riguarda le diciottenni noalesi che si presentano in società, dove dall'antica tradizione dei battuti 4 fortunate sceglieranno la Bala d'Oro, che porterà quella che una volta era una dote, quindi comunque riceveranno un dono dai Tempesta, e la manifestazione clou che naturalmente è la Corsa del Palio, che è una staffetta di 1600 metri intorno alla rocca del centro storico, per finire con spettacoli di corte, spettacoli medievali e tutto il resto. Grazie.